Se c'è questo manifesto, che è un manifesto politico, e l'ha detto Zaia che è un manifesto politico, ripeto, io sono il primo a dire creiamo una tesi congressuale per quando andremo al congresso veneto per dire che c'è qualcuno che va avanti su questa linea. Solo perché rimanga agli atti. No, visto cioè, che questi erano i punti programmatici del sottoscritto. della mia candidatura al congresso. Roberto, lo so bene. Ma non ho visto Zaia andare in giro con la motoretta e volantinare Pamarcato, visto che erano gli stessi. Il botta e risposta a Focus racconta anche plasticamente il solco scavato nella Lega, Padova contro Treviso e viceversa. In mezzo ci sono i rancori pre e post regionali e soprattutto l'ormai noto manifesto di Zaia, diventato terra di scontro tra le anime del Carroccio, non solo geografiche. Roberto Marcato, uno che la linea Salvinian-Pannacciana non l'ha mai digerita, è altrettanto duro con Zaia, perché dice questo manifesto arriva a tempo scaduto e ha un solo obiettivo: distinguersi e non sparire fagocitato dal nuovo corso. La notizia sarebbe stata le modalità, e cioè questo è il mio manifesto, domani mattina, che sono un membro autorevole del federale, della Lega, porto questi manifesti, li trasformo in punti programmatici, li metto ai voti in federale. Se no, a cosa servono? Servono per attirare l'attenzione. Questo sì, vuole essere il leader del centrodestra, deve esercitare il potere che ha, devi agire da leader. E ripeto, agire da leader cosa significa? Che se lui, come il sottoscritto, sono in antitesi rispetto a Vannacci, deve andare al federale e dire: io pongo la questione Vannacci, ma non dopo che Vannacci è vice segretario federale. Al congresso federale non c'è stata nessuna teoria, nessuna tesi, nessuna proposta. C'è stato chi ha tentato, come il sottoscritto, di avere una voce distonica, il Luca Pape. In terra trevigiana tradizionalmente c'è anche il cuore degli zaiani, ma non di tutti. Villanova, confermando l'amarezza di quel post che ha generato altre discussioni in questi giorni, mette in mezzo pure la sua segreteria provinciale e usa toni inediti rispetto a quando era speaker della maggioranza e lanciava la linea del Piave. Io in questi 5 anni, soprattutto in questi ultimi 5 anni, ho difeso Zaia, l'amministrazione e la Lega in ogni situazione. L'ho difesa anche quando era molto difficile metterci la faccia e mi sono reso conto che siamo tutti leghisti, ma qualcuno è più leghista degli altri e c'è stata questa situazione dove il giorno prima delle elezioni il mio partito manda attraverso il canale WhatsApp ufficiale della segreteria provinciale manda un messaggio dove invita i militanti a votare 2 candidati, un uomo e una donna, e tra i quali non c'ero io, ok? Il giorno prima delle elezioni, e dopo resti fuori per 150 voti. C'è tanta